È una forma che parla. Sì, parla veneto. E più precisamente parla vicentino, questo grana d'eccellenza maturato nel cavò di stagionatura del caseificio di Ponte di Barbarano. Nel corso di Casius Veneti 2021, la manifestazione ufficiale dedicata ai formaggi del Veneto, questa cooperativa berica di allevatori ha ottenuto importanti riconoscimenti. L'evento promosso dalla Regione Veneto insieme ai consorzi di tutela dei formaggi DOP è una prestigiosa vetrina europea che favorisce il rilancio delle economie locali attraverso un concorso con oltre 400 formaggi in gara. Abbiamo vinto in due categorie differenti, vale a dire nel grana padano un po' più giovane e nello stagionato. Però quello che sono molto più orgoglioso è quello della targa del formaggio d'eccellenza. Su tutti gli altri formaggi valutati dalla commissione tecnica è il risultato il più votato, per cui è sinonimo di eccellenza. Un'eccellenza è una ricerca di qualità assoluta a cui tendono da sempre gli allevatori per valorizzare la generosa produzione di latte della campagna vicentina che in 400 soci nel 1922 fondarono la prima realtà casearia del territorio. Noi oltre agli allevatori siamo anche produttori di formaggio. Noi abbiamo un mangimificio interno al caseificio che credo siamo gli unici in Italia ad avere questo. Questo dà sicurezza al consumatore perché noi tutte le materie prime, soia, mais, li controlliamo, produciamo i nostri mangimi per i nostri animali. Una strategia per spingere la ripresa economica dopo la pandemia, che ancora fa sentire i suoi effetti. La manifestazione tanto attesa caseifici aperti, che si svolgeva sempre l'ultima domenica di ottobre, quest'anno non la facciamo in quanto ancora i risvolti della pandemia ci penalizzano, però abbiamo nel cassetto per l'anno prossimo, in vista dei festeggiamenti del centenario, cose strabilianti.